Okafor. Va bene. Io ho aspettato perché stava saltando pure questo. Ma voglio fare un punto della situazione perché sono sconvolto. Cominciamo. Allora, io do il benvenuto a Peppers, do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e vi chiedo scusa per un piccolo preambolo che devo fare per forza. Poi affrontiamo il discorso mercato nel profondo. Lasciate un like, non me ne fotte niente. Il problema è uno: io sempre, da quando ho cominciato a fare i video su YouTube, chi mi segue dal vero inizio sa che io sono un po' cambiato, perché ho cercato di essere sempre il più possibile equilibrato in certi giudizi, per non trovarmi poi a ad influenzare, tra virgolette, nel mio piccolissimo, perché siamo pochi, per non influenzare gente su giudizi che magari tu stesso non sei sicuro al 100%. Perché? Perché il calcio è soggettivo. Molte cose nel calcio sono soggettive. C'è chi può dire Cristiano Ronaldo a Messi non se lo vede proprio, e c'è chi può dire Messi, Cristiano Ronaldo non se lo vede proprio, e possono avere ragione entrambi. Partiamo da questo presupposto. Quando io ascolto Venezia, dove è stato il peggiore in campo ed è stato sostituito per disperazione al 75esimo da Politano, quando Conte non ne ha potuto più, sull'ennesimo tiro ciabattato di Kvaratskhelia. È storia. Storia. Non è opinione. Storia. Non è opinione. Dopodiché è storia. Allora io che cazzo mi preoccupo a fare di avere delle opinioni un pochino più prudenti, e quando vi dico non lo so, a me quel giocatore non mi convince, ma aspettiamo, eccetera eccetera. Se il giornalista più influente di Napoli, perché lo è, lo dobbiamo accettare, sta in televisione tutti i giorni, sta sulla radio tutti i giorni, i giornalisti vogliono essere youtuber e gli youtuber vogliono fare i giornalisti, questo sta tutti i giorni, quindi io non posso combattere con uno che dice è storia, Kvara peggiore in campo per distacco contro il Venezia. Questo è la valutazione di SofaScore, che non è un tifoso e non è un giornalista della radio partner del Calcio Napoli. Questo è SofaScore, ok? I numeretti non servono a niente, vado a rivedere le mie pagelle. Io a Kvara ho dato 6 e a Neres diedi 7. Perché? Perché sono innamorato di Kvara, ma sono più innamorato del Napoli, e quindi se Neres fa molto meglio di Kvara, per me viva Neres e Kvara lo togliamo da me. Il problema è un altro, è che se tu parti dal presupposto che è storia, che non è un'opinione, e che è storia, che Kvara stava giocando male, sei disonesto, e sta intellettualmente disonesto, ed è un patetico tentativo di influenzare i tifosi influenzabili per dare ragione al Napoli in qualsiasi situazione. È un tentativo patetico che purtroppo funziona. Perché ho sentito gente che telefona a Paolo Del Genio, che io stimo tantissimo. Gente che telefona e dice io volevo fare un applauso a De Laurentiis perché non ha speso, perché spendere adesso era sbagliato, è meglio conservarseli così poi a giugno. Sentite, ma a giugno, ma chi ce lo garantisce che la Juventus fa un'altra annata di merda, che il Milan si affanna, cambia gli allenatori, che la Roma si suicida tranquillamente e l'Atalanta non sistema con gli infortuni che ha? Chi ce lo dice che tu aspetti e poi l'anno prossimo vai alla grande? Quando l'anno prossimo, signori miei e signore mie, avremo molto probabilmente le coppe. Allora le coppe che cosa vogliamo fare? Le coppe cubano punti oppure no? Mettetevi d'accordo. Se le coppe cubano punti, era quest'anno che potevi vincere il quarto scudetto, non l'anno prossimo. Se le coppe rubano punti, cubano punti e ti levano punti, era quest'anno che tu dovevi... mamma mia, Kvara ce ne vuole andare già dall'anno scorso. Ok, qual è la soluzione se Kvara punta ai piedi? Arriva Conte forse lo convince, ok. Conte si rende conto che Kvara se ne vuole andare lo stesso. Tu aspetti il 3 febbraio per sostituire Kvara. Dice ma quello ha preso a Neres. Benissimo, Neres non è Kvara. Kvara ha dimostrato il primo anno
ok? Con la continuità che ha avuto nel primo anno, Kvara ha vinto lo scudetto. Kvara, insieme a Osimhen, insieme a Spalletti, insieme a tutto il gruppo, ha vinto lo scudetto perché non ha avuto momenti di pausa. Kvara, il momento un pochino dove poteva fare magari meno gol e meno assist, ma continuando ad andare alla grandissima, Kvara l'ha avuto a scudetto acquisito. Poi ha ricominciato a faticare perché l'anno scorso nel disastro Kvara è stato tra i migliori della squadra, insieme forse a Lobot che anche a Politano. Ce lo mettiamo Politano in mezzo. Neres non è Kvara, e Neres ha bisogno di un sostituto pronto. E io sono il primo tifoso di Neres perché mi ricorda il Pocio Lavezzi, che ho amato più di quanto ho amato Kvara. Okafor va benissimo, Amutsu era meglio. E sapete perché la mia provocazione è era meglio Amutsu? Perché hai risolto anche un problema al Milan, perché il Milan si va a prendere Joao Felix perché tu gli togli un ingaggio da mezzo. Okafor va a fare le visite mediche con il Lipsia e le fallisce. Loro non se lo prendono perché fallisce le visite mediche. Il problema, leggo, mi informo, è che essendo mezzo infortunato all'epoca, una quindicina di giorni fa, forse risultava anche appesantito perché se non ti puoi allenare con costanza, insomma non supera le visite mediche. E adesso qualcuno ha detto che il Napoli si fida. Il Napoli non ha il tempo di fare prima le visite mediche e poi tesserarlo. Il Napoli si fida delle visite mediche che fai a Milano e risolvi un problema al Milan. Walker, Joao Felix. Io non baratto la situazione del Napoli di quest'anno con quella del Milan. Il Milan ha fatto malissimo, gli allenatori che cambiano, eccetera, eccetera. Adesso è chiaro che devono premere sull'acceleratore. Ma secondo voi, le cose che fa il Milan adesso per cercare di andare in Champions e per cercare di recuperare quel quarto, non se le trovano pure l'anno prossimo? Perché il Napoli deve non fare volontariamente? Perché se tu vai appresso a Garnacho e aspetti che il Manchester United sta ai comodi tuoi, perdi del tempo. E ce ne devono essere dei giocatori che non siano Garnacho, che poteva anche non convincere al 100%, forse è troppo giovane, forse costa troppo, a 20, 25 milioni, 30 milioni, che è la metà meno della metà di quello che hai preso per Kvara. Devi portare un giocatore a Napoli il 1° gennaio, prima che se ne va a Kvara. Prima, come fa il Milan con Okafor. Joao Felix lo bloccano prima che vendono Okafor, e se non venisse Okafor, sta venendo, ma se salta Okafor, loro l'Okafor lo prendono e lo sbattono fuori, come abbiamo fatto noi con Mario Rui. Di conseguenza il discorso Okafor è semplice. Questo è un vecchio segnalibro 4 ore fa, nel frattempo sono successe cose. A me il giocatore in se stesso mi va bene anche, non mi interessa, perché giocherà pochissimo. E perché giocherà pochissimo? Perché lo devi rimettere in forma, perché deve entrare negli schemi di Conte, e perché se glielo dai a inizio gennaio comunque non gioca. Quindi la situazione ma quello dobbiamo trovare il sostituto di Neres. Ngonghe probabilmente ad oggi potrebbe avere più minutaggio di Okafor, è chiaro. Quindi il discorso è di mettere un giocatore per gli allenamenti. Ripeto questa cosa che non va in testa a nessuno. Anche per gli allenamenti, per avere giocatori di alto livello che ti possono far preparare le partite in un certo modo. Quindi a me Okafor mi sta benissimo. Come in ultima istanza mi sarebbe stato bene anche Amutsu, perché Amutsu è un nome che esce per farci dire almeno Okafor non è Amutsu. Te l'ho detto troppo tempo fa. E purtroppo chi non segue non lo può sapere, ma non fa niente. Io ho messo l'anima in pace. Ho messo l'anima in pace. A qualcuno potrà piacere, a qualcuno no. Ma tanto, anche quando faccio i video con lo scrupolo di mantenermi e di non dire delle cose troppo estreme, comunque ci stanno quelli che vengono e ti dicono: ma che c'entra? Il Napoli gioca una partita a settimana, come fanno a stare stanchi? Vi è entrato nel cervello che fare una partita a settimana uno non si stanca, ma se non li ricambi. Un amico bellino mi ha mandato il minutaggio di Anghissà, che è inferiore a quello di Barella, ok?
Mi sono rotto il cazzo di lavorarci sopra, di fare gli schemetti, di fare le grafiche, di fare l'editing, perché non vi arriva, o meglio arriva a quelli che stanno guardando questo video, ma il resto della fetta si guarda a chiarieri e il resto della fetta non la possiamo raggiungere. Quindi il calcio resterà così. L'unico obiettivo che ho io nel continuare a fare i video è: 1. Sfogare con i miei amici, con gli amici della community, perché delle volte devi sfogare, devi ascoltare a uno che si sfoga e devi dire: ah, la giumezzata pure io questa cosa. Primo obiettivo. Secondo obiettivo, divertirmi, perché mi diverto proprio ad analizzare anche l'editing, mi diverto tantissimo. Terzo obiettivo, la speranza di farvi ragionare. Io non voglio che voi siate d'accordo con me, io voglio darvi una controrealtà, perché qualcuno dice: questa è storia, questa non è un'opinione, questa è la verità dei fatti e voi non la potete contestare. Uno che ascolta e che non ha voglia, tempo, pensiero critico per contestarlo o fare le ricerche dice: ma quella ha detto che è la verità, di conseguenza tutti i miei ragionamenti devono venire così come sono. E il mio obiettivo, il mio goal, proprio lo status, non riesco più a parlare, lo statement di questo canale, proprio l'obiettivo di questo canale è darvi una seconda opinione. Dopodiché sta a voi, con ragionamento e con la passione per i colori, per la maglia e per l'amore della verità e del calcio, scegliere. Forse c'ha ragione lui, forse c'ha ragione l'altro, forse c'ha ragione uno nei commenti, forse ha ragione De Laurentiis, forse ha ragione Conte. E a Conte gli devo dire delle cose, ma queste vanno nell'analisi tattica, perché io non perdo di vista quello che è il campo. Però abbiamo preso Okafor il 3 febbraio, abbiamo risolto un problema al Milan. E Okafor probabilmente giocherà pochissimo, ma non mi interessa. Il punto non è questo. Penso che l'abbiate capito, che è la volontarietà di non farlo il mercato. Quante cose adesso mi starò dimenticando perché voglio chiudere, voglio postare questo video e voglio andarmi ad occupare di musica oggi, perché sto veramente amareggiato. E non è il pareggio con la Roma, è che il pareggio con la Roma viene in contemporanea a questo non mercato fatto di proposito, perché a questo punto io devo pensare che tu fai uscire i nomi, oppure le classiche situazioni, le classiche trattative del Napoli troppo difficili, dove tu poi dici: ma il Napoli ci ha provato. Ma che hai provato? Che hai provato? Se Comuzzo quelli ti chiedono 40 milioni, è un prezzo fuori mercato, perché non può Comuzzo costare più di Buongiorno. Siamo d'accordo tutti. Non ci hai provato. Non continuare a dire: sì, però te ne offro 25, 40. Sì, però te ne offro 20 più 5 di bonus, 40. Sì, però te ne offro 30, però 5 me li togli con la dilazione che li pago, 40. E vabbè, ma mi spingo fino a 27, 40. Non ci stai provando con Comuzzo, stai sperando di avere un rapporto privilegiato con delle squadre e non ce l'hai, perché ti schifano tutti nella Lega. Tutti, in tutti gli stadi del mondo se la prendono con i napoletani. E secondo voi il rapporto tra le tifoserie non è un po' anche il rapporto che ci sta tra le società? Secondo voi solamente le tifoserie odiano i napoletani? Secondo voi le società non pensano che ma vi resi un po' di mangia sta telefono cucchista? Secondo voi sono tutti contentissimi di fare affari con noi e di avere a che fare con noi? Io un po' di dubbi ce l'ho, perché ogni piesso spinto e sfotti a uno e prendi pubblicamente in giro un altro e attacchi quello e attacchi quell'altro. Non siamo riusciti a prendere nemmeno quello là dal Bari. Dorval dice: si rischia di saltare il passaggio. Signora, a me non me ne frega niente di San Maximen, spero che sia chiaro, come non me ne frega niente di Comuzzo, ma hai deciso, perché hai deciso, se ti salta Danilo devi avere un'altra situazione. Non può essere che Conte ti guarda in faccia, man, dice: Danilo, prendimi Danilo, va bene, ok, senti Antonio, Danilo è saltato, ha deciso di andare in Brasile, e allora prendimi a Comuzzo oppure sto bene con Rafa Marin. Secondo voi Conte ha detto così? Perché sento che quello Conte ha avallato. Secondo voi Conte ha detto vicino a Manna o è se non è Danilo è Comuzzo, due giocatori proprio agli antipodi? Uno tiene 35 anni, 33 anni, l'altro ne tiene 19. Se non è Danilo è Comuzzo, altrimenti sto bene con Rafa Marin. Hai deciso di lasciare a Conte un giocatore che a lui non piace, che lui ritiene non pronto e che non lo metterà mai. Gli hai preso Billing. Vediamo Billing quando entrerà,
nella mentalità di tutta la squadra e potrà essere utile in qualche rotazione. Signor, non è un fatto di coppe. I giocatori che danno tutto, che danno il 150% che chiede Conte, ad un certo punto la partita la possono steccare, la stanchezza si sente anche se non giochi la coppa, e alle volte è meglio fare un po' di turnover giocando in coppa, che ti tiene allenato tutta la squadra, che non stare solamente con una competizione, perché giocano in pochi, poi arrivano quei pochi, a un certo punto steccano la partita e perdi dei punti fondamentali. E che agghiacciante. Faremo sto pensando di fare una live, perché mi è dispiaciuto come è andata la live di ieri, problemi tecnici, poi sono dovuto intervenire, poi dovevo andare via e non mi va. Voglio recuperare, vediamo se magari facciamo una live infrasettimanale, c'è la partita dell'Inter, potrebbe essere un'idea, e recuperiamo tutta una serie di cose, anche perché io devo recuperare questa storia di Report, perché non so di cosa parla. So semplicemente che l'Inter ha fatto giocare Zalewski prima che ha fatto il mercato, no? L'Inter prende Zalewski, assist che prima dell'idoneità sportiva, cioè fa le visite dopo, prima dell'idoneità sportiva. Quindi io non so con chi ci stiamo confrontando. Se facciamo il solito discorso, puoi pigliare anche Maradona, puoi pigliare anche Messi e Cristiano Ronaldo, non te lo fanno vincere lo stesso, non è vero. Dimenticatevi questa cosa, perché Spalletti è stato in grado, quando poi le altre squadre mollano, ma mollano anche perché tu hai messo il vuoto, hai creato il vuoto pneumatico che ha fatto mollare alcune squadre. Punto a punto è difficile, punto a punto è proprio difficile assai, tra Fabbri, Piccioni e schifezze è difficile assai. Se il Napoli mi avesse dimostrato di volerci provare veramente, allora tu ti godi il percorso e magari ci resti male alla fine, ci credi, ci provi e ci resti male. Ma nel momento in cui il Napoli mi dimostra che non ci vuole provare, che vuole stare lì attento a non toccare gli equilibri, io non so quanto futuro vorrà avere Conte in questa squadra. E Conte non si sta, come dice Chiariello, non si sta contraddicendo quando dice il Napoli deve essere un punto d'arrivo e poi dice i paletti che ha il Napoli. È proprio il contrario. Ma veramente io voglio conoscere quelli che tu riesci a raggirare con le tue chiacchiere vuote. Conte sta dicendo proprio quello: il Napoli deve arrivare a essere, ma non lo è. Dove sta la contraddizione? E Conte ci sta dicendo la verità dei fatti, che non lo siamo. Non siamo attrattivi perché c'è il mare e perché ha giocato Maradona con noi. Devi offrire di più, devi offrire la possibilità di vittoria, devi offrire degli ingaggi, non devi mettere dei paletti per i diritti d'immagine, devi essere rispettabile come società che non prende e sfotte i propri giocatori, perché io non lo dimentico tutte le volte che De Laurentiis ha insultato pubblicamente davanti ai microfoni i propri giocatori, e se non lo dimentico io credo che se lo ricordino anche i giocatori stessi. E prima di venire a Napoli si fanno due calcoli, quindi Conte non si contraddice. Conte dice questo è l'obiettivo, è quello che vorrei far diventare, ma non lo siamo, e non lo so quanta voglia ci sia di diventarlo. Dovrei fare dovrei fare un recap di tutte le cose, perché quanti acquisti ha fatto il Milan, quanti acquisti hanno fatto le altre, tutti i movimenti, Posch, l'Atalanta, tutti gli infortuni dell'Atalanta, anche per il fantacalcio. Datemi un po' di tempo, domani ci sarà l'analisi, perché io mi devo rivedere questa partita, perché a Conte qualcosa la devo dire e non me ne frega proprio niente più. Ognuno reagisse come si sente, perché tanto quando passano dei messaggi anche falsi, quando sono ripetuti all'infinito, diventano verità negli occhi di qualcuno. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Speriamo che Okafor sia proprio bravo. lasciare di una vita che non